Domani 4 ottobre ricorre la festa del Santo Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Per l'occasione una serie di iniziative si stanno tenendo in questi giorni a Favara. La Fraternità Francescana e la tenda del Padre Abramo del paese dell'Agnello Pasquale lo vogliono ricordare con momenti di preghiera, sante messe e incontri presso il convento Sant'Antonio di Collina Belvedere. Il ricco calendario di eventi è già iniziato domenica scorsa e andrà avanti fino alla prossima, l'8 di ottobre. Nella mattinata di ieri è stata organizzata una raccolta alimentare da destinare agli immigrati e alle famiglie meno abbienti del paese. Parte di quanto raccolto è stato simbolicamente collocato ai piedi delle statue della chiesa dei frati minori. Nel pomeriggio si è tenuta poi una tavola rotonda alla presenza dei fedeli. Sotto la guida di Fra Salvatore Di Bartolo è stata analizzata la figura del santo, la sua storia e ciò che ancora oggi ispira i cristiani. Tema scelto quest'anno per la celebrazione della festa è Francesco piange l'amore non amato. Anche quest'anno il convento dei frati minori di Favara ricorda la figura di San Francesco. È un ricordo che condividiamo con la cittadinanza, nonché con tutto il nostro paese e il mondo intero, perché Francesco ancora oggi ci ricorda quanto è importante lasciarsi conquistare dall'amore di Dio e poter restituire tutto ciò che Lui gratuitamente ci dona, alla vita, il creato e le belle realtà che si vivono. E quest'anno abbiamo scelto come tema Francesco piange l'amore non amato. Questo dovrebbe aiutarci a riflettere un po' più di quanto ognuno di noi già possa farlo nel suo quotidiano. Vedere se fino a che punto ci amiamo noi, non egoisticamente, ma secondo l'insegnamento del Padre che abbiamo in comune, nonché di nostro Signore Gesù Cristo. E Francesco si accorge che oggi l'uomo sta iniziando a non amarsi più, non riesce ad amarsi amando l'altro, per il quale dovrebbe dare tutto se stesso per potersi riconciliare con il creato, con l'umanità, con tutto quello che ci appartiene. Quindi ci soffermeremo su questo argomento e martedì è un giorno molto bello perché ci vedrà attorno alla parola del Signore. Ci soffermeremo anche sull'Eccomi di Maria in questo mese mariano e missionario che celebriamo come Chiesa del Signore e contemporaneamente celebreremo alle ore 20 il transito di San Francesco, dove Francesco prima di morire chiede ai suoi frati che venga letto, ascoltato e pregato il brano della Passione e alla fine ricordano ai frati di iniziare di nuovo da capo perché fino a quel momento si è fatto poco e niente. Mercoledì celebreremo questa grande solennità del Patrono d'Italia con l'Eucarestia che sarà celebrata alle 8, alle 10:30, alle 16 avremo la presenza dei nostri ammalati, delle persone un po' diversamente abili e altre realtà. Alle ore 19 ci sarà la celebrazione solenne dove affideremo la città all'intercessione di San Francesco, lo farà la nostra sindaca a nome di tutti e una preghiera particolare come quella che abbiamo fatto per la famiglia, per i nonni, per i piccoli e per tutti e per il mondo del lavoro. Quindi è un mezzo per incontrarci in nome del Signore nello spirito della fraternità di Francesco di Assisi. La ricorrenza di San Francesco d'Assisi, spiega Fra Salvatore, deve essere un'occasione per riflettere su come si vive la propria cristianità nella vita di ogni giorno. Vivere con gioia nella semplicità quello che professiamo giornalmente, tanto più la domenica, quella bellissima preghiera del credo, che a volte purtroppo può succedere, iniziando anche da me, di non metterla in pratica durante il quotidiano. Allora è meglio vivere una fede convinta e certi di sapere che il Signore, che parla anche attraverso la nostra vita, solo dopo averla ascoltato e solo dopo averla accolto e amato di fronte al fratello che ci sta accanto. Quindi di amarci e rispettarci di più.